I santi non frequentano il mondo del pallone a nessun livello e gli armadi di tutti gli addetti ospitano scheletri da sempre. Che nessuno faccia finta di stupirsi, la grande massa di denaro che muove il sistema sta causando danni irreversibili. Rispetto al passato si compra e si vende la dignità di tanti con la stessa semplicità con la quale ci si lava le mani, stile Pilato tanto per intenderci. Il recente evolversi negativo di situazioni che nulla hanno a che vedere con lo sport ce ne danno la conferma. Vittorio Caligani sul sito internet Tutto Lega Pro non usa mezzi termini per descrivere il nuovo scandalo calcio scommesse. La misura ormai è colma, il calcio si sta smarrendo, una delle industrie più floride del territorio nazionale, continua Caligani, per i tanti motivi di interesse privato sta andando alla deriva. Cambiare metodo e sistema è divenuto indispensabile. Ruoli determinanti in seno all'organismo del calcio nazionale sono occupati da persone che sono giunte al capolinea della loro carriera. Bene, disfarsene. Occorre un rinnovamento generale del management in diversi settori della Federcalcio e delle diverse leghe, indispensabile per restituire credibilità a tutto l'ambiente. Il procuratore federale Palazzi, che si batte per il rispetto dei ruoli e la corretta applicazione dei regolamenti, patisce di un latente contestazione che gli viene mossa all'interno delle istituzioni stesse. La sua posizione negli ultimi tempi risulta essere meno forte di quanto le norme pretenderebbero. Il codice di giustizia sportiva sembra non essere più sufficiente da solo ad arginare le azioni illecite che vengono compiute all'interno del sistema da una specifica categoria di tesserati. Proprio Palazzi in queste ultime ore sta venendo in possesso di tutti i documenti relativi al nuovo scandalo, dove per colpa di un ex tesserato, il difensore centrale, a Starita, purtroppo è stato coinvolto anche l'Acragas. Bisogna però fare le giuste distinzioni. Nessun dirigente biancazzurro è invischiato nella vicenda, al contrario di altri club, alcuni anche abbastanza blasonati. Proprio per questo motivo la società biancazzurra ha deciso di costituirsi parte civile nei processi che scaturiranno da questa inchiesta. La società guidata dal presidente Silvio Alessi, che ha conquistato la promozione Lega Pro dopo 32 lunghi anni, si è vista catapultare in ambito nazionale senza avere delle colpe specifiche, anche se quella responsabilità oggettiva che penalizza di tanto i club potrebbe portare al deferimento e pertanto a qualche punto di penalizzazione da scontare nella prossima stagione. Proprio per quanto riguarda la Lega Pro, le società che potrebbero essere avversarie dei biancazzurri rimaste coinvolte sono un bel po'. Il prossimo torneo di terza serie potrebbe cominciare con diversi segni meno. Anche il Benevento, oltre alla Vigor Lamezia, il Barletta, la Juve Stabia. In questa stagione estiva ormai alle porte ne sentiremo parecchie, ma già nelle prossime ore, nei prossimi giorni, potrebbero saltare fuori altri club di terza serie. In tutto questo c'è anche il calcio giocato. La stagione prosegue visto che in quarta serie si stanno disputando le gare della Pool Scudetto, dove è impegnato proprio il gigante. Ieri si è giocato il match tra la Lupa Castelli Romani, che l'Acragas aveva sconfitto domenica scorsa allo stadio Esteneto 4-1, e la Fidelis Andria. I capitolini hanno vinto 4-3. Alla luce di questo risultato, ai biancazzurri di Feola domenica prossima in Puglia basterà anche perdere 1-0 o comunque di stretta misura per arrivare primi nel girone.